fatto tutto. La violenta aggressione, poi la fuga. I carabinieri hanno rintracciato in tarda serata a casa sua l'aggressore del 48enne gravemente ferito in stazione a Mogliano. Si tratta di un 47enne di origini marocchine, incensurato, segnalato solamente per un episodio di ubriachezza. La vittima è tuttora ricoverata in serie condizioni all'ospedale di Mestre. La bottiglia di birra con cui il rivale ha sferrato il colpo al collo ha procurato un profondo taglio. Reciso un nervo cranico, l'uomo potrebbe riportare danni permanenti. All'aggressore i militari sono arrivati velocemente. Grazie alle videosorveglianze e quindi all'attività della stazione di Mogliano, che è intervenuta immediatamente sul posto, chiamata dai soggetti che hanno assistito al fatto, sono riusciti appunto a identificare e a raggiungere il soggetto che era nella sua abitazione domiciliato a Mogliano, e all'esito quindi è stato poi denunciato per lesioni gravissime. Il litigio, stando ai testimoni, sarebbe incominciato nel tunnel della stazione e poi proseguito all'esterno. I due sono venuti alle mani una prima volta, quindi sono stati divisi e sono tornati nuovamente a picchiarsi. È a quel punto che è stata sferrata la bottigliata. Mi sono solamente difeso, lui aveva un coltello, ha raccontato il 47enne, ma della lama non c'è attualmente riscontro. Il soggetto ha fatto delle prime dichiarazioni che chiaramente poi vanno tutte verificate, parlando di un'aggressione da parte del ferito e della vittima, che però dovremo verificare. Sulle motivazioni non ha detto molto. Regolare sul territorio nazionale, il denunciato, così come l'aggredito, sono volti noti nella zona della stazione di Mogliano, area non nuova a episodi violenti. Le stazioni sono dei luoghi dove stazionano appunto soggetti che non sempre hanno, come dire, un normale comportamento dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, quindi comunque, essendo una zona di passaggio, è soggetta a particolare attenzione.